Salve a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Soundtrack City. Come sapete, tutte le estati cerchiamo di rimanere in contatto con i festival che si svolgono un po' in tutta Italia, ma quelli che hanno in qualche modo a che fare con la musica per cinema, la musica per immagini. Ci siamo rivolti qualche tempo fa al Mercurio d'Argento in Toscana, per la precisione a Massa Carrara. Poi abbiamo avuto anche contatti con il Cresa de Mar, che è in Sardegna. Oggi siamo andati a pescare due festival interessantissimi che si svolgono nel Veneto e abbiamo qui con noi ospiti due direttori artistici di questi festival. Però prima di iniziare questa intervista, io vi proporrei il trailer di uno di questi festival, il Film Festival della Lessinia. Están grabando. Allora, rieccoci qui, abbiamo visto il trailer di uno di questi bei festival, il Film Festival della Lessinia, e abbiamo qui Alessandro Anderloni, piacere, ciao. Grazie, ben trovati, grazie per l'invito. Grazie a te, e poi abbiamo la direttrice artistica del Teodorico Summer Fest, cioè Isabella Caserta. Salve, benvenuta. Buongiorno, grazie, buongiorno. Allora, io vi introduco e poi lascio a voi libera la parola, perché, come dicevo, noi siamo Soundtrack City, ci occupiamo fondamentalmente di musica, colonne sonore, ma non solo, poi in realtà, e voi nel vostro, diciamo così, manifesto programmatico dei vostri festival avete due temi molto interessanti. Io ve li vado a leggere proprio. Allora, quello che accomuna i due festival è il far parte del Verona Green Movie Land, un grande progetto dedicato a cinema, green, sostenibilità e valorizzazione del territorio, che dà voce ad una duplice vocazione di questa terra, ovvero l'amore per il cinema e la naturale predisposizione per i valori della terra.
e dopodiché Verona Green Movie Land in realtà mette insieme 6 festival. Noi ne abbiamo qui 2 davanti e io ho visto che già dal vostro programma, e poi parleremo anche dell'aspetto green, dal punto di vista musicale siete stra interessanti. Allora, io partirei da Alessandro, perché il festival, questo Film Festival della Lessinia, parte proprio con un evento che appunto dal carattere musicale molto molto importante. Io non dico nulla, lascio a te la parola per introdurcelo. Grazie Marco. Noi percorreremo quest'anno 10 giorni di programmazione dal 19 al 28 agosto 2022, la nostra 28ª edizione. Un lungo cammino iniziato nel 1995 per un festival che racconta la montagna. Non racconta però la montagna dell'alpinismo, dell'esplorazione, dell'avventura, dello sport, no. Racconta la vita in montagna, la fatica di vivere in montagna, il rapporto con l'ambiente, con la natura, l'andare e il restare. Ed è proprio su questo tema, andare o restare. Un po' come il trailer vostro spiega benissimo, peraltro. Grazie. È su questo tema che si innesta l'apertura del festival di quest'anno. Presenteremo un film del 1922, Cainà, l'isola e il continente. È una pellicola che fu ritrovata nel 1990, casualmente, nella Cineteca di Praga, e racconta di Cainà, pastorella delle montagne sarde, su Gennargentu, che vive, come spesso accade, il mito, in quel caso del continente, del viaggio, dell'andare lontano. E in questa pellicola, che è davvero una rarità, grazie alla Cineteca Sarda e alla Cineteca del Friuli, si racconta del viaggio disperato e poi tragico di questa montanara verso il continente. Sarà un viaggio che poi avrà un ritorno. La musica di questo film sarà eseguita dal vivo da Mauro Palmas, che è il compositore della colonna sonora, liutista e strumentista sardo, porterà in scena la mandola e il liuto cantabile. Con lui saranno Alessandro Foresti al pianoforte e Marco Argiolas al sax e al clarinetto. Sarà dunque un inizio musicale, ma soprattutto indagherà i nostri temi, i temi della vita in montagna e del rapporto molto stretto tra la montagna e i suoi abitanti. Guarda, questo fatto di unire appunto il discorso relativo alla montagna e il discorso relativo anche all'arte, perché noi parliamo di musica, ma qui si parla anche di cinema e quindi di fare anche delle operazioni molto interessanti come quelle vostre di riscoperta appunto di un film muto, mi dici così prezioso. Farei a questo punto una domanda a Isabella Caserta del Teodorico Summer Festival, dico bene? Sì. Qui invece il focus è decisamente più musicale, no? Dico bene, perché voi presentate una serie di film che è inequivocabile proprio il carattere musicale. Diciamo che questo progetto l'ho pensato come qualcosa che potesse avere un linguaggio universale anche a livello turistico, perché è un festival che unisce cinema, turismo, musica e sostenibilità ambientale. Quindi si compone di 6 film. È la prima edizione di questo festival, è una sfida anche perché è in un luogo inedito, che al momento è anche addirittura un cantiere che ci viene messo a disposizione da Fondazione Cari Verona, e quindi la terrazza antistante il castello di Teodorico diventa il palcoscenico di questo festival, che si raggiunge tramite un percorso molto suggestivo in una delle parti più affascinanti della città di Verona. Può essere raggiunto con le scale oppure con una funicolare. Questa funicolare avrà un'apertura straordinaria fino alle 23:30, in modo che si possano lasciare le automobili a casa e salire direttamente al castello. Potrà essere raggiunto fino all'inizio del secondo film,
e la discesa del primo film, se qualcuno non vuole fermarsi, perché ci sono 2 film ogni sera, uno alle 21:30 e uno alle 23:30, preceduti da ogni sera un'orchestra diversa che tiene un concerto dalle 21 alle 21:30. Un altro momento musicale è previsto alle ore 17, un concerto aperitivo con un duo di fisarmonica e arpa celtica, Valerio Mauro all'arpa celtica e Elisa Goldoni alla fisarmonica. La prima sera l'orchestra, che si chiama Elastic Orchestra, eseguirà musiche da film. La seconda sera ci sarà una seconda orchestra che si chiama Ensemble Fucina Armonica, e la terza sera l'orchestra Mosaica, che è un'orchestra con musicisti che vengono da tutti i paesi, un pochino sullo stile dell'orchestra di Piazza Vittorio. A seguire i 6 film hanno tutti una tematica musicale e sono tutti sottotitolati in inglese per una fruizione anche dei turisti che vogliono venire. Giustamente. Allora, la prima cosa è che Dio vi benedica, perché nel senso questo tipo di festival dove in qualche modo la musica, l'arte, l'espressione artistica proprio a 360 gradi, noi non è che siamo contenti di più. Poi anche vedere musica dal vivo prima di un film la ritengo una cosa fantastica, quindi complimenti, vi auguro lunga vita ai vostri festival. Questo festival prende l'avvio il 14, dico bene? Sì. 14, 15 e 16 agosto, cioè i 3 giorni intorno a Ferragosto. Quelli... Per offrire, diciamo, sia ai cittadini che rimangono a Verona, sia ai turisti, come dicevamo prima, la possibilità di avere degli eventi sulla città. E tutti gli eventi sono a ingresso libero fino ad esaurimento posti. Va bene, che altro dirvi? Non voglio farvi altri complimenti, andiamo da Alessandro Anderloni. Invece anche a te faccio la stessa domanda, ci parli un po' appunto del cartellone, soprattutto delle date. Vedo che dal 19 al 28 agosto, dico bene? Sì, sono 10 giorni a Bosco Chiesa Nuova, sulle montagne di Verona. Questo paese si trasforma a fine agosto e diventa il paese, il villaggio del festival. Il festival si svolge al Teatro Vittoria e intorno al teatro la piazza del festival offre spazi per concerti, per libri, per enogastronomia, per una condivisione che si fa profonda. È un festival che racconta davvero il mondo intero. Quest'anno sono 44 i paesi rappresentati, 68 i film che abbiamo trovato in ogni angolo del pianeta. Portiamo in Lessinia 29 anteprime italiane. La giuria internazionale giudicherà i film che partecipano all'assegnazione della Lessinia d'Oro e della Lessinia d'Argento per i migliori film, e altre sezioni speciali, oltre a quella del concorso internazionale, racconteranno le montagne italiane, una sezione dedicata ai bambini e ai ragazzi e una sezione a cui teniamo molto, dedicata ai film di tematica ambientale, con un premio speciale che viene assegnato al film che maggiormente interpreta il nostro tempo, le sfide che stiamo vivendo, i cambiamenti climatici. Il festival è un festival di ricerca. Noi abbiamo già iniziato la ricerca per il 2023 e cerchiamo in ogni mercato, in ogni piccolo festival del pianeta, le novità, le anteprime sul tema della vita in montagna. Accanto ai registi che arriveranno davvero da ogni parte del pianeta, o in presenza o in collegamento, stiamo realizzando in questi giorni interviste davvero con tutto il mondo, avremo degli ospiti speciali che mi piace ricordare. L'ospite d'onore di questa edizione sarà Michelangelo Frammartino, che verrà in Lessinia a presentare il suo Il Buco, film che gli è valso il Leone d'Argento alla Mostra del Cinema di Venezia. Con lui gran parte della troupe, il direttore della fotografia e poi il fotografo di scena, alcuni attori, la cosceneggiatrice. Scenderemo quindi a 683 metri nelle profondità del Bifurto in Calabria. L'ospite di chiusura sarà Pupi Avati, che salirà in Lessinia per presentare il suo film Dante, che uscirà pochi giorni dopo nelle sale, ma in realtà per parlare anche del suo libro L'Alta Fantasia. La nostra montagna vede tra le sue leggende quella
che racconta Dante Alighieri, ospite degli Scaligeri a Verona, che sale in Lessinia per visitare alcuni luoghi naturali di queste terre. Ecco che Pupi Avati si collegherà con questa tradizione tra la nostra montagna e l'aneddotica e la biografia dell'Alighieri. Guarderemo però la terra dall'alto, sì, perché all'interno del programma Parole Alte sono 10 incontri letterari. Arriverà in Lessinia Luca Parmitano per parlarci non tanto dello spazio, ma da come la Terra appaia dallo spazio. Parmitano dalla Stazione Internazionale Spaziale ha fotografato lo scioglimento dei ghiacciai, il ridursi della calotta polare artica e antartica, il disboscamento, gli incendi delle foreste amazzoniche. Da lassù, racconta Parmitano, la Terra sembra molto fragile, sembra quasi nulla. Ecco, abbiamo bisogno di guardare dall'alto il nostro mondo e le problematiche che stiamo vivendo. Ecco cosa accadrà in 10 giorni in Lessinia. Beh, ne accadranno di cose e poi peraltro Pupi Avati, che abbiamo avuto anche noi qui ospite, sicuramente sarà come al solito un trascinatore divertentissimo, quindi immagino il plus di interesse che ci può essere per questo festival. Io qui vedevo anche che tra le altre cose è prevista una appuntamento, ovvero un'escursione pensata per ascoltare i suoni del bosco, cioè quindi noi oltre alla musica anche i suoni ci interessano moltissimo, e quindi parlaci un po' di questa iniziativa che trovo fantastica. Guarda Marco, noi abbiamo da sempre capito che il festival è la possibilità di guardare ed ascoltare con occhi e con orecchi diversi. Questa è una manifestazione che permette di entrare nei luoghi con un'attitudine, uno sguardo diverso. Abbiamo pensato di portare gli spettatori nei boschi, lungo i torrenti, nelle grotte, in silenzio, e di permettere loro di abbinare sia l'ascolto naturale che l'ascolto attraverso microfoni che permettano di percepire e di riconoscere i suoni del bosco. Ecco che attraverso delle cuffie, senza voler invadere questi luoghi che vivono tranquillamente senza elettronica, anzi ci invitano a viverli senza bisogno di elettronica, questa volta però la tecnica, l'elettronica, ci permetterà di far ascoltare ai nostri spettatori dei suoni che altrimenti non verrebbero riconosciuti, delle frequenze che altrimenti non sarebbero udibili. Questa è una delle escursioni che porterà gli spettatori nella natura. Mi piace ricordare anche il programma che offriamo ai bambini, anch'essi protagonisti di esperienze all'aperto, come quella che vivranno alla ricerca dell'acqua e del suono dell'acqua in questa stagione tremendamente siccitosa, questa montagna arsa dalla sete, e vediamo nei colori della nostra montagna il bisogno estremo di acqua. Ecco, i bambini andranno ad ascoltare l'acqua delle fontane, a cercare l'acqua dei pozzi e a vedere come i montanari un tempo erano molto saggi, sapevano conservare l'acqua, perché sapevano l'acqua è un bene prezioso. Quindi il cinema, ma non soltanto il cinema, anche l'esperienza viva, l'esperienza vera. E poi questi temi si ritrovano nei film, perché il mondo sonoro che aprono i film di questa edizione è davvero incredibile. E quindi ascolteremo i suoni dei boschi della Lessinia e poi ci capiterà di entrare nel bosco dell'Amazzonia e vivere con dei bambini che non hanno nulla, questa meravigliosa sinfonia di suoni che è un concerto, il grande concerto della natura. Guarda, sono affascinato dalla vostra visione, che è questa la cosa particolare, perché mentre parlavate mi veniva in mente, per forza lo devo dire, quindi vi devo fare questa domanda, ultimamente si parla circa l'impatto ambientale che determinati eventi, festival possono avere appunto sulla
sull'ambiente, e non posso non ricordare tutta la polemica che c'è ultimamente sul Jova Beach Party, eccetera, eccetera. È che voi siete invece quasi speculari a tutto questo, però vi voglio chiedere, senza necessariamente entrare nel vivo appunto della polemica, non era quello il discorso, è come si possono coniugare questi due mondi, cioè avere rispetto per l'ambiente ma nello stesso tempo organizzare un evento che non sarà ovviamente quello che sposta le grandi masse come il Jova Beach Party, ma probabilmente vi avrà posto delle domande di questo tipo a livello di impatto. Come si risponde in maniera equilibrata a questa esigenza? Ma diciamo nel nostro caso, sia per questo festival ma anche per un altro che abbiamo, che è un festival di teatro che si chiama Non c'è differenza, cerchiamo di seguire nell'organizzazione del festival delle linee guida, che sono delle linee guida che tengono presenti determinati concetti. Quindi per questo questa lunga e faticosa, diciamo, richiesta di avere questa funicolare aperta, proprio perché le persone vengano stimolate a muoversi a piedi e a lasciare l'auto. Naturalmente le persone con disabilità possono salire con l'auto, le persone con qualche fragilità, però si cerca di lanciare dei messaggi, perché attraverso i festival, attraverso l'arte, che è una sorta di tribuna aperta sul mondo, è come con un megafono dire e veicolare dei concetti, oppure che ne so, non utilizzando materiali di plastica, utilizzando fornitori locali invece di grandi tragitti, non utilizzando quasi il cartaceo, ma utilizzando il digitale, quindi cercando di avere anche un rispetto ambientale in questo senso, ecco. Tutti e due questi festival, sia quello di Alessandro che il Teodorico, fanno parte, come dicevi prima, del Verona Green Movie Land, che è questo progetto che guarda ad un futuro sostenibile e che racchiude 6 festival sul territorio veronese. 2 sono questi, poi c'è il Bardolino Film Festival e ce ne sono altri 3. Si svolgono tutti in estate più o meno in questo periodo, alcuni sono già iniziati No, non tutti in estate. Se vuoi dire tu, Alessandro, magari 2 parole. Sì, il progetto Verona Green Movie Land nasce con il sostegno della Camera di Commercio di Verona per promuovere in ognuna delle zone di questa provincia, che è, possiamo dirlo, ricchissima, un festival che abbia fortemente legame con i temi ambientali. È un festival diffuso, diciamo, diventa un festival diffuso che si compone di 6 festival. Ecco, siamo 6 appunto, come ha spiegato Isabella, i nostri 2 festival, il Festival di Isabella Caserta a Verona, nella città, il nostro in montagna. Ci sarà poi un festival nella pianura veronese, a Legnago, al Teatro Salieri, un festival sulle colline della Valpolicella, un festival sulle colline di Soave, quindi l'est veronese, e poi il Bardolino Film Festival, che è un festival che cioè, insomma, consolidato sul lago. Ecco, per capire anche quanto la provincia veronese possa offrire, il lago di Garda. Tutti questi festival che hanno le loro caratteristiche tematiche e anche di programmazione avranno uno spazio dedicato all'ambiente, e questi festival, Bardolino si è svolto in luglio, i nostri 2 festival in agosto, Legnago, Soave e Valpolicella saranno nei mesi di ottobre e novembre, per concludersi con una serata di gala speciale il 24 di novembre al Palazzo della Gran Guardia nel centro di Verona. Facciamo vedere il logo, così, Eccolo. che è questo qui, Ok. qui, questi 2 qui, così mostro tutti i loghi, se non voglio dimenticare qualcuno. Eccola qui, questa è la locandina. Giustamente. E prima, Marco, quanto riguarda la sostenibilità, no? Sì. Io posso dirti che grazie al nostro presidente Renato Cremonesi, che è anche il presidente di Verona Green Movie Land, noi di sostenibilità ci occupiamo da molti anni, quando ancora nessuno ne parlava, perché il nostro festival, almeno una decina d'anni, ha un protocollo di sostenibilità. Abbiamo via via eliminato la plastica monouso, quindi il nostro festival è plastic free. Abbiamo compiuto uno studio attento sulle emissioni di gas che provoca l'organizzazione di 10 giorni di festival, cercando di mitigare l'impatto del festival sul consumo
E nel tempo abbiamo messo in atto delle azioni. Alcune di queste sono quelle di quest'anno: non ci sarà plastica, l'acqua sarà gratuita attraverso l'aiuto di Acque Veronesi, che è lo sponsor che ci permette di dare l'acqua gratuitamente agli spettatori e spettatrici, senza utilizzare quindi bottigliette o altro. Valorizzeremo i piccoli produttori locali, quindi cercando di favorire il chilometro zero. Nella nostra trattoria, nell'osteria del festival, ci saranno prodotti che arrivano da questa terra, da questa montagna, questo per favorire anche l'interazione con il locale, quindi con il turismo, ma anche con i produttori locali. Organizziamo un concorso per bambini sul tema della salvaguardia dell'acqua, quindi saranno gli stessi bambini a proporci la loro visione su come salvaguardare e come custodire l'acqua. Ci sarà un premio dedicato a questo. E altre piccole iniziative, come quella delle automobili elettriche, come un bus navetta che permetterà di non utilizzare le automobili per i piccoli spostamenti verso il festival, che sono, come diceva Isabella, degli esempi. Certo, non pretendiamo di cambiarlo questo mondo, però di fare una piccola sensibilizzazione a piccoli gesti. Poi sapete che con i piccoli gesti si fanno i cambiamenti grandi. Anche noi entriamo in questo dibattito, anche per noi è una domanda quanto sia eticamente giusto invitare un regista dalla Corea, pagargli un aereo, farlo arrivare per un giorno, presentare un film, ricaricarlo sull'aereo e riportarlo in Corea. Al di là che il nostro budget non ci permette di farlo, siamo comunque un piccolo festival, cerchiamo anche di avere un'attenzione al non spreco, ecco, che i nostri ospiti vengano invitati per più giorni, non soltanto per la presentazione del film, ma anche per un incontro con il pubblico, magari anche per altre iniziative con i ragazzi, e quindi cerchiamo di utilizzare i soldi che abbiamo e anche gli ospiti che arriveranno al festival, magari portandoli nel carcere di Verona. Così approfitto per dire anche di questa iniziativa a cui tengo moltissimo, perché abbiamo un rapporto, abbiamo una collaborazione a molti anni con il carcere di Verona, dove una giuria di detenuti sta in questi giorni guardando i film e deciderà il proprio premio speciale, e spesso portiamo i registi a presentare i film all'interno del carcere. Ecco, questo quanto cerchiamo di fare e cercheremo di fare sempre di più. Sì, quanti temi interessanti, veramente, non uno solo. E poi peraltro sono profondamente convinto che certe urgenze, soprattutto legate al rispetto dell'ambiente, alla sostenibilità, ormai sono improcrastinabili. Anche a partire dall'organizzazione dei festival andrebbe tenuto conto di tutti di questo protocollo di cui mi parlate. Allora io vi farei un'ultima domanda, quasi a carattere scherzoso, però un po' per salutarci, che facciamo a tutti i nostri ospiti. Noi siamo collegati anche con un programma radiofonico dove andrà parte di questa nostra intervista, e chiudiamo sempre la nostra puntata chiedendo a voi una vostra canzone originale di un film, però attenzione, di un film legato a un film che vi è rimasta particolarmente nel cuore. La canzone che mi viene in mente così al volo è Passione di Neffa, dal film Saturno Contro. Ah, bella scelta, bella scelta. E tu, Alessandro? Guarda Marco, io sono qui in questo teatro, che è il teatro del paese dove io sono nato, del villaggio di Velo Veronese. Io qui sono davvero nato, ho iniziato qui che ero un bambino, e c'è un film che mi rappresenta, che mi ha aperto la visione su quella che è stata la mia vita, che è il Nuovo Cinema Paradiso. Perché questo per me è il Cinema Paradiso, e tutti avranno visto questo capolavoro e capirete. Quindi so che è una scelta, se volete, scontata, perché stiamo parlando del più grande compositore di colonne sonore di tutti i tempi, forse, ma quel film e quella musica è impressa nel mio cuore, e pensate che echeggia in questo luogo che è il teatro dove sono nato. Solo che questo tuo teatro è vivo, mentre il Nuovo Cinema Paradiso lo terremo vivo. Allora, e con questa citazione morriconiana noi salutiamo Alessandro Anderloni e Isabella Caserta.
Quindi andate tutti a Verona, è città stupenda, inutile che ve lo dico, quindi c'è anche, come vedete, un'offerta culturale, niente male, quindi io vi auguro lunga vita ai vostri festival. Ciao a tutti, Grazie. Grazie mille. Ciao. Grazie.